Comunque oggi riflettevo che erano anni che non stavo a casa in questo periodo, cioè sì, che non stavo a casa la mattina in questo periodo. È strano, gatto, vai un po' fuori. E niente, sono stata su dai miei, poi sono tornata giù, poi sono tornata su, poi sono tornata giù. Ho fatto un po' di movimenti avanti e indietro. Allora, meno 20 all'una, devo preparare il pranzo e non so che cosa fare. Allora, o finisco, faccio ancora un po' di pasta come ieri, faccio fuori il sughetto che è avanzato, e quasi quasi faccio così. Mi sa che quasi quasi mi tocca far così, e così lo elimino. Sì, faccio fuori quello. E poi non lo so, non so cosa fare. Vorrei anche già avvantaggiarmi per stasera e preparare qualcosa, ma non ho tanta voglia. Cioè, ho voglia di fare, ma allo stesso tempo non ho lo spirito giusto. Mi metto a fare qualcosa, anche se ho sonno. Gli occhi che si chiudono anche oggi, ho sempre sonno costante. Sono sempre stanca. Ma questo sonno che manca sempre. Pepe, mettiti un po' al sole. Cioè, io devo stare con la porta aperta in inverno, praticamente, con la porta aperta, perché a Pepe piace andare fuori, poi tornare dentro, poi fuori, dentro. Vuole essere libero di andare dentro e fuori, ma fuori e dentro, ma non può, perché non è che ci siano, non siamo ai tropici. Vabbè, dai, poverino. A lui piace stare all'aria aperta. Pippo un po' meno. Pippo un po' meno. Invece a Pepe sapete che piace stare fuori. Poi si guarda gli uccellini, vuole catturarli, quindi poi lo sgrido, quindi lo faccio rientrare. È tutto un continuo, praticamente una catena. Adesso ho aperto un attimo, così passa anche un po' d'aria in casa. È la vigilia di Natale e nevica. Sì, ebbene sì, nevica. È arrivata la neve. Oh, sono le 11, sto ancora bevendo il caffè latte perché mi sono alzata, però mi sono messa a fare tante altre cose e la colazione l'ho fatta tardissimo. Devo dare la pappa agli uccellini, assolutamente, perché mi stanno chiedendo cibo, continuano a volare qua davanti così. Quindi mi stanno chiedendo la pappa e dovrei avere ancora delle palline di grasso e semi, quindi mi sa che metto fuori quelle là che sono le ultime. In teoria dovrei averne ancora, ma ho dei dubbi. E poi riempio la casetta che è vuota, perché hanno mangiato tutto, hanno spazzolato tutto. Sono proprio sottili, sottili sti fiocchi. Sì, ha imbiancato un pochino, ma niente di che, sono troppo sottili. Ciao, tu ti spii gli uccellini, vero? L'altro giorno aveva male a un occhietto, non so se era un po' di congiuntivite, ma non credo perché gli è già passato. Comunque io gli ho fatto l'impacco con la camomilla e poi gli ho messo una pomata e adesso è a posto. Dai, per fortuna si è risolta così. Questo qua è qua nel cuccione al calduccio, così, ecco così. Senti Cipi? Perché vuole la pappa? Dov'è? Sì, mi stanno chiedendo la pappa gli uccellini. Sì, hanno fame. Mamma mia, chi è che ha suonato? Hanno fame. Vabbè, finisco il mio caffè latte e poi vado a fare questa cosa degli uccellini, perché poretti anche loro devono cibarsi di qualcosa. Sì, diciamo la verità, giù di sotto è pieno di semi. Pieno. Non so quanta erba crescerà,
e cosa crescerà il prossimo anno, perché è veramente colmo di semi per terra. Vero? Cosa vuoi tu? Le coccoline come sempre. La c'è Pippi. Ecco, un altro gelosino che arriva. Dai, su. Ecco, adesso cosa facciamo insieme? Siete due gattini ruffiani. Guarda, Tovaglia l'ho appena messa pulita oggi. Se voi me la sporcate di peli, anche tu, micetto. Belli. Facciamo così. Ecco. Così non si riempie tutto di pelacchi. Questo gelosone qua, questo gelosone. È geloso. Eccomi qua. Piru piru. Ciao. I ruffiani. Qua nevischia. Stamattina nevicava. Si era messo a nevicare, era un po' tutto bianco, poi si era alzata la temperatura e la poca neve che aveva fatto se n'era già andata sui prati. Adesso, durante il pomeriggio, ha fatto di nuovo un po' di neve. Adesso sta fioccando, ma leggero, che neanche si vede. Sto andando a casa dei miei. Sto andando da loro. Stasera non farò niente, non faremo niente, detto sinceramente. È una giornata come tutte le altre. Franz in realtà domani sarà a casa, quindi potrà rimanere un po' più sveglio rispetto al solito perché va a letto presto. Va anche troppo tardi rispetto all'orario in cui si deve svegliare. E per lui è giunta una buona notizia riguardante il lavoro. Buona da una parte, poi dall'altra non lo so, però apparentemente è buona. Praticamente dal 1° gennaio cambierà azienda e rimarrà sempre dov'è, ma cambierà azienda, quindi diciamo che è una notizia positiva, perché non regge più con questa, non ce la fa. È sempre stanco, sempre nervoso. Lo sappiamo tutti, quando il lavoro non va, di conseguenza anche la vita quotidiana poi ci va male, nel senso non abbiamo più voglia di fare niente, no? Quando il lavoro non funziona. Quindi spero per lui che andrà bene, tanto il lavoro sarà sempre quello, quindi non cambierà lavoro, però cambierà l'azienda. È stata una notizia proprio così, quasi improvvisa. In realtà c'era già qualche sospetto, però vabbè, questo è. E forse sarà un po' più tranquillo con questo cambiamento. Che bello passeggiare, però. Sai che mi manca? Non so perché la mattina mi sveglio troppo tardi e quindi non esco più a passeggiare, no? In realtà dovrei riprendere, perché mi piaceva tanto andare a camminare. Dovrei riprendere di nuovo. Adesso vado nel buio, Adesso devo scendere giù di qua. Ecco, giù di qua dovrò stare un po' attenta che non ci sia ghiaccio. Volendo potrei andare anche giù da quella parte. Vado dritta, dai, faccio una strada diversa. Comunque un po' bianco è. Una vigilia leggermente imbiancata. Leggermente. Stasera potremmo andare tipo a Cortina a fare un giro in centro. Sono un po' stanca, però sì, sono le 7 di sera, ragazzi. Passate quasi le 7, saranno 7:20. Però sarebbe un'idea. Vediamo se Franz ha voglia di muoversi. È talmente stanco che mi sa che non avrà tanta ispirazione. Vabbè, non so neanche cosa fare da cena. Beh, io vado dai miei adesso e poi deciderò. Ma qua c'è più neve? Perché qua c'è più neve e lassù non ce n'era? Dove ero prima?
Questa cosa è un mistero. Cioè, ce n'è tanta qua. Tanta, tantissima, 1 metro. No, vabbè, qualche millimetro c'è qua, qualche millimetro, insomma. Vabbè. Dai. Mi sto congelando in particolar modo l'indice, non so perché, ma in particolar modo quello. Quindi adesso metto via il telefono e ci aggiorniamo, non so quando. Oh, il signor Babbo Natale è tornato. Ah, non vi ho fatto vedere il presepe, aspettate. Andiamo verso il presepe. Non ve l'ho fatto vedere. Così. Là, più o meno ci siamo, no? Bellissimo con la neve poi. Siamo a Cortina, guardate il pattinaggio qua in largo poste. Figata. Nevica, nevica. Comunque è da notare le mie scarpe da lusso per girare a Cortina. Ancora sporche di melma della frana. Ecco, queste sono le mie scarpe di lusso per girare a Cortina. Vabbè. E anche il berretto da VIP proprio. Le scarpe sono quelle da VIP. Sì, le scarpe, no, ma il berretto fa proprio signora, no? Coi soldi. Berretti tipici di quelle che vengono qua. L'ho voluto comprare anch'io. Tiene un caldo la testa. Io non uso mai berretti. Questo tiene un caldo. È che è un po' largo, un po' grande per me. Io vado da questa. Lui va di là, io vado di qua.